Quell'uomo che si è rivolto al centro antiviolenza di Vittorio Veneto perché si sentiva perseguitato dall'ex moglie rappresenta un'eccezione tra le tante donne che nel corso di questo primo anno di attività hanno chiesto aiuto a questa struttura, la prima in provincia di Treviso ad essere interamente gestita con risorse comunali. Purtroppo è un servizio molto utilizzato, 75 casi vuol dire più di uno alla settimana, i conti sono presto fatti e quindi insomma siamo soddisfatti del fatto di averlo aperto perché significa veramente che il centro antiviolenza serviva. Avremmo preferito non avere tutto questo successo sicuramente. Al centro antiviolenza di Vittorio Veneto si sono rivolte donne di tutte le età, anche dalle province di Belluno e di Venezia, in una forbice che supera i 70 anni partendo da una minorenne e passando per casi come quella giovanissima che si è rivolta al CAV dopo le insistenze di un coetaneo conosciuto in chat col quale si era scambiata foto molto intime. Per tutte c'è stato un aiuto. Consulenza psicologica, consulenza legale e poi eventualmente invio, ove necessario, ai servizi specialistici o alle forze dell'ordine, alla magistratura. L'aiuto offerto a chi si rivolge al CAV non deve far perdere di vista ciò che rimane l'obiettivo principale di qualsiasi società che voglia definirsi civile, la prevenzione. Se le nuove generazioni educate prima in famiglia e poi un ruolo di aiuto che è quello della scuola soprattutto, speriamo che le generazioni prossime non abbiano più necessità di questo tipo di iniziative. Prevenzione e supporto alle vittime di violenze non solo fisiche ma anche psicologiche sono tra le linee guida degli interventi nell'agenda del Ministero dell'Interno. Ho istituito nelle scorse settimane un tavolo apposito, ovviamente i comuni di tutta la provincia, le associazioni datoriali, ovviamente la USL, le associazioni di categoria e credo che sia importante che si faccia veramente squadra per gestire al meglio quello che c'è da fare.